così via, hanno trovato un terreno antipolitico sul quale fare campagna elettorale. Abbiamo eliminato 315 senatori, abbiamo risparmiato 500 milioni, che di non è una bugia. I due uffici studi di Camera e Senato hanno detto che se va bene sono 50, 60, forse 80 milioni. La replica è però questo sarà un risparmio tutti gli anni. La mia controreplica è: se volete risparmiare in politica dovete risparmiare con la spending review. Per esempio, volete fare il referendum sulle trivellazioni? Sì, lo accorpiamo con le elezioni municipali, di modo che non crescono i costi. Volete per caso fare un referendum costituzionale? Magari fate la campagna elettorale in 2 mesi invece che in 8. Pensate a quanto costa questo referendum costituzionale. Una spending review precisa, puntuale, tutte le volte, tutti gli anni, su tutte le spese della politica che si possono ridurre. E quindi c'è questa situazione in cui il Presidente del Consiglio sta cercando in realtà di ottenere un successo di antipolitica. E qui chiudo su un punto che mi pare importante. Ma perché Renzi si è buttato su questa strada? E allora la risposta è: da un lato sostenendo che per 30 anni si è parlato e non si è fatto nulla, e anche questo è sbagliato, perché nel 2001 il centrosinistra fa una riforma costituzionale di tutto il titolo quinto, quello che riguarda le autonomie locali e le regioni. Nel 2005 Berlusconi fa molto di più, perché cambia, qui i numeri ballano leggermente, qualcuno dice 53, qualcuno dice 56 articoli della Costituzione su 138, cioè quasi la metà, e quindi si sono fatte riforme. Poi il centrosinistra inopinatamente chiede un referendum che non doveva chiedere, contro Berlusconi il centrosinistra chiede un referendum, però le riforme si sono fatte, non è che siamo stati tutti fermi, le abbiamo fatte, alcune erano brutte, altre sono state sconfitte dall'elettorato. La cosa curiosa è che chi ha fatto la riforma del titolo quinto nel 2001 e l'ha debitamente firmata, oggi dice che è disponibile, che voterà sì alla controriforma, fa parte della categoria dei coerenti insieme con Benigni. Perché tutto questo? No, perché ce l'ha chiesto il presidente Napolitano al momento della sua rielezione. Per essere rieletto ha detto: io sì, accetto, ma voi dovete fare le riforme. Io spero che voi guardiate la televisione, non siete tutti intellettuali radical chic che alla sera leggono Goethe, Thomas Mann e così via. No, se guardate la televisione avrete visto che al momento della rielezione, del discorso di Napolitano, il Parlamento applaudiva in continuazione. Lui gli diceva: siete dei balordi, non fate le cose, e loro a battere le mani. Ok. Dopo aver battuto le mani, però, Napolitano sostanzialmente ha detto 2 cose: dovete riformare la legge elettorale e dovete riformare il bicameralismo. Non ha detto come riformare, è questo il passaggio delicato. Alla domanda se voglio superare il bicameralismo paritario, io posso rispondere sì, ma è la domanda successiva che conta, cioè come, non così, punto, e ci fermiamo lì. Incidentalmente, io non ricordo libri, articoli, dichiarazioni di Napolitano come riformatore istituzionale. Non sono in grado di ricordare, gliel'ho anche detto, e la risposta è stata: tu sei un intellettuale di sinistra, indipendente, esprimevi le tue opinioni liberamente, io esprimevo la linea del partito. Sia chiaro, sulla Costituzione non c'è la linea di nessun partito. Se c'è un voto di coscienza si dà esattamente sulla Costituzione, sulle regole, su quello che vogliamo per stare insieme, per produrre un sistema politico che funziona. Ci mancherebbe altro che c'è la linea di partito sulla Costituzione. Questo davvero è lo stravolgimento. Salta l'articolo 67 senza vincolo di mandato, non c'è nessun vincolo, a parte che qualcuno di voi ha votato PD nel 2013 perché voleva cambiare la Costituzione e la voleva cambiare in questo modo. Credo proprio di no, che questa roba non stava nel programma, c'erano delle cose vaghe, il superamento del bicameralismo paritario, ok. Allora, perché Renzi fa questo? Sostanzialmente per avere un successo di prestigio. Quello che vuole e quello che finora gli è mancato è il successo di prestigio, ma le Costituzioni non si cambiano per avere successi di prestigio, si cambiano per migliorare il funzionamento del sistema politico. E allora la domanda diventa: le riforme proposte e approvate da questo Parlamento, non mi raccontate che è legittimo, perché si apre un discorso che fra l'altro non particolarmente produttivo, da questo Parlamento miglioreranno il funzionamento del sistema politico? La mia risposta è certamente no, lo peggioreranno, e dunque bisogna rispondere no, bloccarle. Se poi volete sapere che cosa succede dopo, fate la domanda. Grazie. Ringraziamo
ringraziamo il professor Pasquino per queste illuminanti parole, devo dire anche a titolo personale, perché effettivamente ha chiarito alcuni aspetti, alcuni concetti che difficilmente magari passano per il mezzo televisivo, no? Anche per questa campagna referendaria molto giocata sugli spot probabilmente, no? che sul contenuto, sulle questioni più concrete, ecco, magari relative alla riforma stessa. Entriamo con qualche domanda adesso proprio nel merito delle questioni che cambieranno con questa riforma costituzionale, se dovesse vincere il sì per questo referendum. Ma prima mi sento di fare una domanda per ritornare sul tema della legge elettorale. Abbiamo assistito in questi mesi, e faceva cenno anche poco fa lei stesso, al fatto che ci sia stata una grande polarizzazione, no, fra i comitati del sì e quelli per il no, proprio su questo tema della legge elettorale. Comitato per il no, i vari comitati per il no sostengono sostanzialmente che il famoso combinato disposto fra l'Italicum, la legge elettorale approvata dal governo Renzi, e la nuova riforma costituzionale generi in qualche modo un vulnus per la democrazia, un concreto rischio di tenuta del sistema democratico. Chi invece sostiene le posizioni del sì la pensa diversamente. Si rifà al fatto che nella riforma costituzionale è previsto il cosiddetto controllo successivo da parte della Consulta per le leggi elettorali e che sono pendenti presso la Corte Costituzionale, faceva riferimento poco fa lei stesso, ben 3 ricorsi pendenti alla Consulta, che potrebbero in qualche modo smontare l'Italicum e renderlo in qualche modo più digeribile. In ultimo, e poi le lascio la parola, c'è la novità di questa settimana con questo accordo firmato da Renzi e da parte della minoranza del Partito Democratico, da Gianni Cooperlo, a seguito di lavori interni ad una commissione appunto interna al partito, per una modifica dell'Italicum. Allora io chiedo al professor Pasquino, tanto per cominciare, esiste o non esiste un rischio di tenuta del sistema democratico in caso di riforma della Costituzione in base al combinato disposto con l'Italicum? E soprattutto, che cosa convince e che cosa no di questa nuova proposta firmata Renzi-Cooperlo? Io lo so che voi vedete in me un autorevole uomo di una certa età che potrebbe persino essere saggio, però quando ho letto che Cooperlo aveva firmato il documento ho fatto un tweet: tu quoque Cooperlo, ho scritto con la Q, perché francamente non me l'aspettavo. Aggiungo anche che conosco Cooperlo, il quale ha studiato all'Università di Bologna nel dipartimento che fu di Umberto Eco, comunicazione, e l'ho incrociato diverse volte, e se vogliamo proprio andare fino in fondo l'ho votato al momento delle primarie del PD. Quindi tu quoque Cooperlo, sto lì, non ho ricevuto risposta, ma sono sicuro che era letta. Peraltro, se volete poi controllare il mio telefonino, abbiamo già avuto uno scambio in precedenza su alcune di queste cose. Ha firmato un documento che sostanzialmente ci è ignoto, che sia chiaro questo. Cioè il documento noi non l'abbiamo visto e non l'ha vinto sostanzialmente nessuno. C'è un qualche tipo di accordo che dice che Renzi dichiara la sua disponibilità a cambiare la legge elettorale se le minoranze del PD votano sì al referendum costituzionale. Che sia chiaro, questo è uno scambio improprio, perché la legge elettorale è una legge ordinaria, le riforme costituzionali sono invece delle riforme costituzionali. La legge elettorale la cambiamo oggi, domani mattina, dopodomani e così via. Le riforme costituzionali non le cambiamo oggi, quantomeno abbiamo bisogno di 3 mesi ogni volta, perché devono essere votate 2 volte dalle Camere a distanza di 3 mesi. Secondo, io non sono un allarmista e quindi continuo a pensare che ci sono degli spazi che non portano alla deriva autoritaria. Lei diceva il vulnus, un rischio di tenuta del sistema. No, non penso che sia così. Penso peraltro che la legge elettorale è molto brutta e sono convinto che la Corte Costituzionale interverrà su questo. Ve lo dico in due o forse 3 modi. Primo, il Porcellum diceva
candidature bloccate. E infatti voi avete votato così, avete messo una crocetta sul simbolo di un partito e sono usciti parlamentari a seconda di quanti ne venivano in quella circoscrizione, 3, 5, 7 e così via. Quindi il problema vero per alcuni di loro era che, sapendo grosso modo come erano distribuiti i voti, di essere non troppo giù, perché altrimenti non si veniva eletti, e quindi di trovare una collocazione verso l'alto, che naturalmente non era nelle loro mani, ma era nelle mani di alcuni segretari delle varie federazioni, e in più, ovviamente, che questo è quello che conta, nelle mani dei capi corrente, perché anche questo è l'aspetto fondamentale, con un'unica eccezione, perché sembra che Berlusconi decidesse tutto, ma che il suo uomo che alla fine aveva l'ultima parola si chiamava Denis Verdini. E qui ve lo devo dire, perché questo è un punto molto importante. Perché Denis Verdini è così bravo? Perché massone, no? Questa è un'accusa davvero terribile. Perché ha fatto un corso di scienza politica con me. Questo è l'elemento importante. Non solo, me l'ha ricordato, ma addirittura si ricordava l'argomento del corso, quindi è assolutamente credibile. Questo però dimostra la mia efficacia di professore. Ho insegnato molto bene, lui poi adopera il sapere acquisito tutto sommato, come dire, in maniera molto significativa e molto incisiva. Ok, allora, primo, le candidature bloccate. Ma si risolve il problema con i capilista bloccati? Io credo che non si risolve il problema, anche e soprattutto quando ascolto il ministro Boschi che racconta che i capilista bloccati sono i rappresentanti di collegio, quando noi sappiamo benissimo e temiamo che non solo non saranno i rappresentanti, ma che saranno paracadutati, perché nella legge elettorale non c'è nessun obbligo di residenza. Adesso qui non so se vale la pena di farsi paracadutare, ma vi raccomando, l'Emilia ha avuto una serie di paracadutati di tutti i generi, e anche la Toscana ha avuto una serie, cioè nei luoghi sicuri per la sinistra arrivavano tutti quelli che dovevano farsi eleggere, che naturalmente erano quelli nella coalizione che sosteneva poi l'eventuale candidato alla presidenza del Consiglio. Secondo, le candidature multiple. Il Porcellum consentiva di essere candidati in tutte le circoscrizioni elettorali e Berlusconi, come avrebbe detto, lo fu candidato in tutte le circoscrizioni. E la seconda domanda, perché alla fine è giusto che io vi interroghi, io sono un professore, dove è stato eletto senatore Berlusconi? Non lo dica. Ha vinto lui, Molise, cioè di tutti. E perché ha scelto il Molise? Sa anche questa? No. Ha scelto il Molise perché il capolista altrimenti in testa altrimenti chi gli subentrava era uno che non era vicino a lui, e infatti non appena lui viene messo fuori dal Senato, questo tale entra in Senato e va con Alfano subito, con Forza Italia non voleva avere nulla a che vedere. Però non va bene, naturalmente, la situazione dei capolisti bloccati non va bene. E che cosa hanno replicato? Perché non stava nella legge originaria, non c'erano le preferenze. Dice no, i capolisti bloccati li mettiamo, però vi garantiamo le preferenze. Qui non entro, però devo anche ricordarvi che noi abbiamo votato sulle preferenze, abbiamo detto sì a una preferenza sola e non a due, e questo produce delle conseguenze, ma che spiegherò soltanto se fate una domanda specifica. Terzo elemento, c'è una soglia di sbarramento, cioè si entra in Parlamento soltanto superando quale percentuale? Il 3%. Il Porcellum era molto più vigoroso perché era il 4%. Allora ho chiesto, ma perché il 3% non il 4%? Non si poteva rimanere dove eravamo arrivati, a parte che la Germania è al 5%, la Svezia al 4%, ma anche 20 milioni di abitanti meno dell'Italia. E la risposta è, sai, se non era 3% Angelino non l'avrebbe votata. Allora, le riforme elettorali non si fanno per avere Angelino, ma si fanno per dare potere agli elettori, e quindi anche questa è una cosa abbastanza balorda. Da ultimo, perché non posso tenermi sul punto, quando voi in casa fate qualcosa che non funziona bene, o qualcuno dei vostri amici fa qualcosa, dice l'ha fatta all'italiana, dite che l'ha fatta bene o l'ha fatta male, allora Italicum, già il titolo vi suggerisce che c'è un qualche problemino da risolvere. Ok. No, però rimane che non si fa lo scambio tra una legge elettorale e una riforma costituzionale, e che le due insieme possono produrre qualche inconveniente, però qui ci risiamo. Laddove producono inconveniente? Se
un partito ottiene alla Camera 340 deputati. E allora qua il problema è questo, che c'è un passaggio importante dell'Italicum rispetto al Porcellum. Al Porcellum chi aveva più voti otteneva il premio di maggioranza. Con l'Italicum, a fatica, si è deciso che bisognava andare al ballottaggio fra le due liste o i due partiti più votati. E quindi questo dava potere agli elettori, perché gli elettori vedono i due partiti, vedono i due candidati alla presidenza del Consiglio, uno che può essere come si chiama? Matteo Renzi, e l'altro non lo so, Luigi Di Maio, Di Battista, penso che non candideranno Virginia Raggi alla presidenza del Consiglio, però non si sa mai. Però allora a questo punto la vera preoccupazione è che potrebbero vincere i 5 Stelle. Se guardate tutti i sondaggi, anche oggi credo di averlo letto, forse sul Sole 24 Ore, se si va ad un ballottaggio tra il PD e le 5 Stelle vincono le 5 Stelle. Però attenzione, il ballottaggio è davvero uno strumento nelle mani degli elettori, questo dà potere agli elettori. E che cosa succede? Che l'accordo tra Renzi, i renziani e Cooperlo è sull'eliminazione del ballottaggio. Fra l'altro anche Napolitano si è espresso su questo punto dicendo bisogna togliere il ballottaggio. No, non è così. Le leggi elettorali si fanno per dare rappresentanza ai cittadini e per dare potere agli elettori. E se voi togliete il ballottaggio togliete potere, se mantenete il capilista bloccato togliete una parte di rappresentanza, quindi questo non va male. Combinato disposto? Non lo so, perché qui dipende moltissimo naturalmente poi anche dalle persone, però non voglio esagerare questi rischi, cioè non vi parlerò mai di deriva autoritaria, vi dirò che il sistema politico è in preda ad una possibile deriva confusionaria, non si sa che tipo di conseguenze avranno le riforme fatte e non si sa che tipo di rapporto intercorrerà poi tra una legge elettorale, che non sarà più questa sicuramente dopo la sentenza della Corte Costituzionale, e le riforme costituzionali se sono passate oppure no. Certo. Devo fare una comunicazione di servizio. Una Fiat Ulisse targata CK261EK sta bloccando altre macchine. Se qua c'è il proprietario si può andare a spostarla, perché è arrivata questa Ecco, dopo questa parentesi sulla legge elettorale, approfondiamo un po' il tema, forse il tema fondante di questa riforma costituzionale, che è quella della riforma del Senato. Adesso non abbiamo il tempo per approfondire tutto ciò che riguarda la riforma del Senato, sappiamo che gli articoli che sono stati toccati da questa riforma sono molti, tra l'altro. Mi interessa questa riflessione. Professor Pasquino, lei, come diceva la nostra moderatrice, ha avuto modo nella sua carriera di insegnare anche negli Stati Uniti. Questa riforma costituzionale, almeno a detta insomma di chi la propone, mira a pensare un Senato cosiddetto delle regioni. Così, insomma, l'idea che ci facciamo di questo Senato delle regioni, noi lo avviciniamo un pochettino a quello tedesco, oppure magari un po' quello che vediamo magari nei film americani, no, di questo Senato degli Stati Uniti, no, dove questi due senatori per ogni Stato alla fine si riuniscono per rappresentare un po', insomma, le realtà del territorio. Ecco, la domanda è questa allora. Se l'idea era quella di pensare un Senato delle autonomie locali, che rappresentasse quindi le regioni e non tanto, diciamo, la popolazione in generale del paese, ok? Perché la scelta di pensare per ogni regione un numero diverso di senatori proporzionato alla popolazione e non invece un'idea un po' all'americana, come dicevo prima, quindi un numero uguale di senatori per ogni regione? Dove sta diciamo, il perché di questa scelta? Mi fa una domanda perché si sa la risposta. Deve avermi letto, quindi mi fa una domanda guidata, telepilotata. No? Allora, qui ricomincio con Napolitano, perché Napolitano mi ha irritato, noi ci conosciamo bene e mi ha irritato, quindi io ho deciso che queste cose le dico senza tema di smentite. Quando nella tua lunga carriera parlamentare, Napolitano è stato eletto nel 1953 e cessa dalla carica di parlamentare nel 96,
quando nella tua esperienza di Presidente della Camera 92-94, quando nella tua esperienza di Ministro degli Interni 96-98, quando nella tua esperienza di capogruppo del PC il Senato è stato l'inciampo alla legislazione del governo, mi citi un caso, nessuna citazione naturalmente, e la risposta, peraltro brillante, non è il Senato, è il bicameralismo che è inciampo, e quindi se riduciamo i poteri del Senato il bicameralismo funziona meglio, il bicameralismo diventa differenziato e funziona meglio. Se il Senato fa o se volete, se una delle due Camere fa meno cose, l'altra funziona meglio se non deve essere controllata dalla prima. C'è un elemento di verità in questo, attenzione, Napolitano se ne intende, non è del tutto sprovveduto in materia, però il punto fondamentale è che il Senato non è mai stato inciampo di niente, in realtà la seconda Camera non è mai stata inciampo di niente. Quando vi racconto, dice ma questa legge è ferma da 7-8 mesi, primo guardate che legge è, perché molto spesso è una legge di iniziativa parlamentare, Per esempio la famosa legge Cirinna sulle unioni civili è una legge di iniziativa parlamentare, non del governo, e il governo alla fine ci ha anche messo una fiducia per farla passare, ma molto tardivamente. Ci sono altre leggi che hanno avuto percorsi di questo genere che sono complicate. Probabilmente avete letto che ferma la legge sulla eutanasia, anche se non è definita così, ma perché? Perché non c'è un accordo tra le forze politiche, non perché va avanti e indietro da Camera e Senato. Non hanno raggiunto un accordo, non sanno che cosa vogliono, forse Angelino di nuovo è un elemento di difficoltà in questo tipo di operazione, e quindi non è il meccanismo, non sono le due strutture, ma sono le forze politiche. Allora, si può cambiare il Senato in una Camera delle Regioni? La risposta sì, incidentalmente è stata cambiata, poi entriamo sui particolari, però non è cambiata la carta intestata, si continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, che naturalmente è un risparmio notevole perché di carta ce n'è ancora parecchia, deve essere usata. Se scrivete Senato delle Regioni subito bisogna cambiare. Perché il Senato italiano si chiama Senato della Repubblica? Dopodiché mi direte per sempre, diceva quello viene a fare il professore in un'assemblea pubblica per parlare del no al referendum. Perché il Senato precedente si chiamava Senato del Regno, siamo di fronte all'elemento inerziale. Il Senato del Regno è dunque, tra l'altro l'Italia ha sempre avuto un sistema bicamerale perché lo eredita dal Regno del Piemonte e della Sardegna, dove già il sistema era bicamerale, quindi c'è anche un effetto inerziale di un lungo periodo, ma Cavour non si è mai lamentato del bicameralismo e la classe dirigente della destra storica non ha mai avuto nessun problema. Avete mai sentito Giovanni Giolitti che dice è colpa del bicameralismo? Non ci ha mai neanche pensato. Ok, va bene. Allora, sì che si può trasformare in un Senato che rappresenti le regioni, ma è questa la trasformazione? La risposta certamente no, perché in questo Senato ci saranno 74 senatori eletti dai consigli regionali, 21 sindaci eletti dai consigli regionali, e attenzione perché su questo i sostenitori del sì non sono ancora arrivati a capire che cosa hanno scritto, perché ci sono 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni, quindi non è detto che verranno, possono. Questo è un passaggio delicatissimo e tutte le volte che ne parlo dico mi auguro che Mattarella non nomini nessuno, perché se quella deve essere una Camera rappresentativa delle autonomie locali, i 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica non c'entrano nulla, a meno che voi siate in grado di dirmi che ci sono 5 senatori di grande prestigio regionalista, di grande prestigio federalista. Se non siete in grado, lì non nominiamo un bel niente. Fra l'altro la cosa curiosa, supponete che questo entra in vigore adesso, nel 2018, diciamo così, entra in vigore nel 2018, Mattarella nomina 5 senatori per 7 anni, il presidente che gli succede non riuscirà a nominare praticamente nulla, perché questi gli stanno coprendo buona parte del suo mandato, quindi si apre anche questo problema. Questa non è comunque una Camera di rappresentanza delle regioni. C'era un'alternativa, perché ripetutamente i senatori del sì dicono che criticare è facile ma trovare l'alternativa. Certo che c'era, infatti lei adombrava l'alternativa, e l'alternativa è quella del Bundesrat più che del Senato degli Stati Uniti, che è ovviamente inimitabile. L'alternativa del Bundesrat: se i democristiani vincono in Baviera, mandano solo democristiani nel Bundesrat. Se i socialdemocratici vincono in Bassa Sassonia, che è metà vero e metà un mio wishful thinking, mandano soltanto socialdemocratici nel Bundesrat, e così via. Cioè sono i rappresentanti della maggioranza che ha vinto, e quindi davvero rappresentano la regione, e la devono rappresentare con grande cura, perché se la rappresentano male
regionale rischiano dei contraccolpi anche sull'elezione successiva di quell'assemblea, cioè dell'assemblea della Baviera, della Bassa Sassonia e così via. Quindi lì siamo di fronte ad una rappresentanza regionale. Invece costoro come verranno nominati? Perché questo sta scritto nella riforma, in conformità ai risultati elettorali. Questo significa che, ieri ho imparato che i senatori dell'Emilia Romagna saranno 6, significa che il PD potrà averne 3, forse 4, che Forza Italia ne avrà 1 e la Lega ne avrà 1. Il Movimento 5 Stelle non è ancora andato abbastanza avanti a livello regionale, però se ci fosse il Movimento 5 Stelle il PD ne perde automaticamente 1 se andiamo alla rappresentanza proporzionale. Però questi rappresentanti scelti su questa base rappresentano le regioni o rappresentano i partiti? Dove andranno a sedersi i senatori dell'Emilia Romagna? 3 vanno a sedersi dove si siedono quelli del PD, 1 con Forza Italia, 1 con la Lega e 1 con il Movimento 5 Stelle. La rappresentanza regionale è andata tecnicamente a farsi benedire, e infatti questo non è un Senato di rappresentanza regionale, ma un Senato di rappresentanza dei partiti su base regionale. Poi se la domanda susseguente è che cosa faranno costoro, potrò anche dirlo, perché qui si apre anche il problema di quali compiti, perché uno poteva rispondere, e infatti è stata data anche questa risposta, che si poteva semplicemente abolire il Senato, molto semplicemente. Se davvero è qualche cosa che ritarda, che costa e così via, lo si abolisce. L'edificio è bello, Palazzo Madama è un bellissimo edificio, molto confortevole, ci sono anche dei computer dove vado a leggermi la posta elettronica quando sono a Roma e così via, ha dei bellissimi quadri in qua e là, delle belle aule, e possono essere usate per convegni, anche per un convegno per il no sul referendum e così via, anche perché non è che si può dismettere tutto in un colpo solo, però se si vuole fare una riforma decente bisogna saperla congegnare. Posso fare una postilla? Perché in assemblea costituente i comunisti entrarono dicendo monocameralismo, e giustificandolo anche, perché uno può sparare quello che vuole, ma poi magari gli si chiede di giustificare, e dissero la sovranità è indivisibile e quindi deve stare in un'unica Camera. Alcuni, non tutti i democristiani, risposero sì, la sovranità rimane indivisibile, funzionalmente viene divisa in due, sta nel Parlamento, funzionalmente viene divisa in 2 Camere. I comunisti non è che avevano molta voglia di lottare su quello, perché c'erano altre materie che li interessavano, fine della storia. Però poi chiesero agli altri di giustificare perché il bicameralismo, giustificate. E allora le giustificazioni che vennero date da diverse parti furono: perché la prima Camera, qualunque essa sia, Senato o Camera dei Deputati, può legiferare sotto l'urgenza, sotto l'emergenza, perché c'è un problema molto grande, una cosa che è molto conflittuale, deve essere risolta subito. Quindi la prima Camera lavora con i tempi strettissimi, la seconda Camera guarda, vede cosa succede, quando gli arriva il testo della legge probabilmente lo migliora, nel frattempo si sono raffreddati gli animi, lo migliora e ritorna alla prima Camera, che di solito approva. E quindi anche l'espressione del Presidente del Consiglio è sbagliata. Non c'è il ping pong tra Camera e Senato, anche perché il ping pong, se i giocatori sono bravi, può durare molto a lungo. In realtà c'è un passaggio in più dalla Camera al Senato, dal Senato alla Camera e la Camera approva, o viceversa, dal Senato alla Camera, dalla Camera al Senato e il Senato approva. E quindi non è così lungo il percorso, perché c'è molto tempo, perché nel frattempo il governo butta dentro la Camera e dentro il Senato un sacco di disegni di legge, non li fa seguire accuratamente, e a un certo punto si ingolfa tutto, e a quel punto il governo tira fuori quello che gli serve e, come ho detto prima, fa i decreti. Credo di aver risposto.